alla Carbonerano. L'avete mai fatta? E se non l'avete mai fatta, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Prendete un bel pezzo di guanciale, eccolo qua, vedete? E ci togliete la cotica, però non la buttate perché io la faccio friggere, poi dopo la tolgo. Mettetevi già l'acqua e il sale che butteremo la pasta e una bella caccavella, poi prendete le due cutiche, ce le mettete dentro, ecco qua, iniziate a far sciogliere il grasso. Adesso prendo tutto il resto del guanciale e lo taglio a dadini piccolini, ecco qua, vedete quanto grasso ha rilasciato la cotica? Adesso ci butto il resto di guanciale che io ho tagliato a dadini. Tempo si frigge il guanciale e le cotiche, io mi taglio basilico e un po' di menta e anche le zucchine che avevo fritto precedentemente. Le sminuzzo e faccio piccerelle insieme al basilico e alla menta. Ecco qua, zucchine, basilico e menta è stato tagliato e ce lo teniamo da parte che ci servirà per ultimo. Ecco qua, vedete, le cotiche si sono ben sfritte e hanno rilasciato tutto il grasso. Mo le tolgo, ecco qua, le teniamo solo il guanciale. Adesso togliete il guanciale e mettetelo da parte in un piattino che ci servirà per ultimo. L'acqua bolle e io ci vado a buttare i rigatoni. Prendo un mestolo di acqua di cottura, lo vado a buttare pecorino, 3 tuorli d'uovo e pepe. Faccio una bella carbocrema. Questa è pronta, io butto direttamente nella caccavella. Mi era rimasto tutto il grasso di guanciale. Unisco le zucchine e il basilico che avevo tagliato prima, tutto insieme. Unisco anche il provolone del Monaco. Un mestolo di acqua di cottura della pasta. Unisco il guanciale. Facciamo un'altra bella miscata, una bella miscata in gisco. Qua ragazzi, per ultimo unisco la carbocrema. Guardate qua che cremina. Guardate qua che bellissimo. E adesso assaggiamo. Adesso assaggiamo. Mo, buon appetito e buona giornata a tutti quanti.